Allora ciao a tutti da Genova, buongiorno, siamo alla trattoria pizzeria Il Mulino di Genova in compagnia di Federica, la titolare. Io sono Umberto Curti, adesso poi vi raccontiamo un po' di noi. Ciao Fede, ben trovata. Abbiamo avuto questa idea di celebrare un po' il Natale, ma insomma anche di raccontare qualcosa agli spettatori proprio per omaggiare la cucina ligure. Fede, cucina ligure, sì. Come ti trovi? Che rapporto hai? Tante cose molto semplici, la cucina ligure è molto semplice nei nostri standard, molto forse controcorrente un po' con quello che propone le cucine attuali in tanti ristoranti, però mi piace la tradizione. È una bella comunque piattaforma di lavoro, no? Perché Sì, poi sì. è una cucina salubre, profumata, con dei tocchi di creatività. Oggi abbiamo deciso insieme a Federica proprio di ricostruire un po' un menù genovese con 4 portate e speriamo di farvi venire appetito, speriamo di invogliarvi insomma, a visitare la nostra regione, a venire anche ad assaggiare le specialità del mulino. Federica, come hai costruito questo menù oggi? Partiamo dai pieni, dei cosiddetti pieni genovesi, che sono proprio un piatto tipico di verdure ripiene rispetto a quelle che si fanno forse. Poi i ripieni è una cosa che troviamo magari in tante regioni italiane, i ripieni genovesi sono senza carne, sono fatti principalmente con la prescinsura o comunque con la ricotta, una ricotta abbastanza particolare, comunque si trova la prescinsura alla ricotta. E principalmente zucchine, cipolle, si fanno anche poi melanzanine, peperoni, altre cose che vabbè, la varietà delle verdure poi dipende un po' dalla stagione. Poi come proseguiamo con le altre portate? Raccontaci un attimo. Poi un classico minestrone menù. alla genovese, naturalmente con i bricchetti e col pesto che mi pare secondo me un buon minestrone. Poi magari chiariamo anche un po' agli spettatori certe parole, no, che per noi, poi via via lo raccontiamo, sono normali, ma i bricchetti, sai, no, sono i fiammiferi, è una pasta corta, poi lo raccontiamo. E lo stoccafista accomodato e canestrelli. Benissimo. Abbastanza semplice, non troppo azzardato, però molto tipico ligure. Sì. Io appunto sono stasera ospite di questa trattoria che apprezzo molto anche come cliente, sono Umberto Curti, mi occupo da circa 25 anni di enogastronomia ligure, ho scritto molte cose, faccio consulenze, formazione proprio sui temi della tradizione, no? E anche voglio dire della tutela e promozione di questi alimenti che essendo alimenti storici poi hanno anche una loro salubrità, un loro grande valore culturale anche, no? Mi piace molto appunto la costruzione di questo menù perché conferma la Liguria e Genova anche terra di piatti vegetali, quindi che fanno uso di verdure, di erbe aromatiche, di erbe spontanee e così via. E quindi mi faceva piacere oggi poi completare il tutto anche con alcuni vini che poi anche Federica ci racconterà, che sono il Pigato e il Ciliegio, quindi ancora una volta un omaggio alla nostra terra. I segreti dei tuoi ripieni, Federica? Ma tanta maggiorana, perché è una profumata maggiorana da quel tocco di qualità diverso forse rispetto a tante altre regioni. Sicuramente un buon parmigiano, poi i pieni sono buoni da soli forse, non lo so, sono molto semplici, ma io li trovo molto sfiziosissimi, ci deve essere una buona amalgama fra il sapore della maggiorana, la ricotta, il parmigiano, un po' tutto insieme e un po' di pane bagnato al latte per renderli un pochino più non troppo molli, diciamo, perché sennò il formaggio tende ad essere la ricotta, specialmente la prescinsura un pochino qui si fa anche un po' nelle salse da montare, anche si usa un po' di mollica la salsa di per senza panne, cioè senza panna, ma certo. Tra l'altro dicevi una cosa interessante, cioè tu per esempio proponi questi ripieni che non hanno carni, no? Allora in un certo senso sono anche molto opportuni come antipasti, perché nel momento in cui nel ripieno si usano magari cani e prosciutti cotti tritati, allora chi mette la mortadella, chi mette i prosciutti, chi mette è una cosa forse un pochino più impegnativo, del sud, no? Più ricchi, magari chiedono anche un altro vino in abbinamento,
La cosa curiosa, infatti mi ero ripromesso come ti dicevo di raccontarlo, è che parliamo di cucina mediterranea, ma anche questo dimostra che la scoperta delle Americhe, la melanzana che è originaria dell'India, arriva attraverso il mondo arabo, cioè la cucina ha bisogno di commerci, no? La cucina racconta proprio i traffici, le navigazioni, Genova e così via. E poi qualche storico un po' così birichino ha insinuato che tutti questi piatti si sono affermati perché non c'erano le dentiere, cioè perché non c'erano... Beh, sicuramente è vero, è una roba morbida. No? Perché appunto, e poi devo dirti che in effetti la scoperta del nuovo mondo ha potuto arricchire, perché qui tu hai comunque i peperoni, le zucchine, sì. Insomma prima altrimenti c'era poco da questo punto di vista. E sono certamente un piatto che non è un vero e proprio finger food, perché mangiarli in giro... Sì, sì, si trovano forse. Insomma, però, anche se nelle cosiddette rosticcerie genovesi sì. sono molto polpettone piuttosto che sì, il ripieno Direi che possiamo anche poi assaggiarli e così facciamo ancora di più venire appetito ai nostri spettatori. Oltretutto, quando si parla di ripieni, anche delle volte chi non è ligure resta spiazzato perché siete di proprio i pinnu, semplicemente i pinnu, grazie. E quindi, grazie. E quindi le persone che cosa sono? Sono queste, questi. Poi, magari c'è anche chi fa delle volte le patate ripiene, chi fa addirittura i cardi, cioè insomma c'è anche spazio per la fantasia. Pensa che c'è un ricettario del 1880 di un frate, padre delle Piane, ha scritto un ricettario molto salutista, il quale addirittura faceva le patate ripiene di scorfano, pensa, patate ripiene di pesce, è una cosa anche abbastanza... Ma cosa dici? Diamo un fiato alle trombe, buon appetito allora. Grazie. Questa per esempio diceva il professor Evola che una zucchina ripiena può essere un capolavoro, no? Lui si esprimeva così. Non può mancare un po' di vino però. È il pigato? Sì, il pigato della Riviera Ligure. Tra l'altro questo, spediamo proprio due parole, è interessante, è un vitigno che abbiamo solo noi. La Riviera Ligure di Ponente, si diceva che fosse una sorta di clone del Vermentino, non è vero, ed è un vino aromatico, infatti era un ottimo compagno del pesto. Che rapporto hai con i vini liguri, con i pigati, Federica? Io sono un po' poco da bianco, io in generale nella vita scelgo, se devo scegliere fra un bianco o un rosso, scelgo un rosso, ma perché sono un amante delle carni fondamentalmente, però trovo che abbia un profumo. Sì, di questo già comunque si stanno aprendo. E il pigato ha una bella bagaglio aromatico, molto adatta a questo livello. Qui per esempio giustamente accennavi alla maggiorana, quella che in altri senegi noi chiamiamo persa, no? E poi anche lì veniva dalla Persia, e nei ripieni, ma come anche nel polpettone, veramente lo raccomandiamo, usate la maggiorana, non usate l'origano, senza... Per me l'origano è sulla pizza. Sì, o su poco altro, per esempio in Toscana pensa che l'origano lo chiamano acciughero perché è sempre con le acciughe, no? Per carità, lunga vita l'origano, ma noi abbiamo la maggiorana anche sul polpettone. Maggiorana o noce moscata in tutto ciò che sono sorti di verdure. Sì. Non proprio poco, è più una cosa comune. Quindi veramente cerchiamo di volerci bene anche da questo punto di vista, perché se uno poi sbaglia anche con il vino, no? Fai un colpo solo, sbagli due mosse, no? E quindi invece è importante. E allora facciamo ancora un cin cin, un brindisi. Salute allora. Cin.